Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come sempre ed oggi davvero tante le notizie di cronaca con un'operazione anche della Guardia di Finanza di Venezia, ma parleremo anche di influenza perché tanti veneti sono già a letto, anche se il picco è previsto tra fine dicembre e metà gennaio. Ne parleremo proprio con una dottoressa. E tanti i bambini che sono stati colpiti dall'influenza, molti gli accessi al pronto soccorso in questi giorni un po' in tutti gli ospedali del Veneto. Ma in primo piano anche il nostro sondaggio di oggi che riguarda la proposta un'ipotesi di proposta fatta dal vice ministro dei trasporti Galeazzo Bignami, che ha detto insomma per quanto riguarda la sicurezza si possono calibrare le multe sulla base del reddito, quindi noi chiediamo a voi cittadini proprio questo, multe in base al reddito. Se siete d'accordo, lo vedete in verde, dovete digitare lo 0422 16 691, quindi il sì. Se invece non siete d'accordo, in rosso lo vedete 0422 16 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione Ring in prima serata questa sera. E dunque la cronaca, tanta cronaca in questa diretta, e purtroppo la prima notizia è di una tragedia perché è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale all'Angelo di Mestre il 67enne picchiato da un bullo sulle scale di un condominio a Sottomarina di Chioggia dopo un banale diverbio. Paolo Marangon, questo è il nome della vittima, era caduto a terra ed aveva battuto il capo dopo aver ricevuto alcuni schiaffi da un 26enne, ora in stato di fermo. Ieri sera accertata l'impossibilità di una ripresa del paziente, i medici avevano deciso di staccare le macchine che lo tenevano in vita, iniziando il periodo di osservazione per decretare la morte e celebrare sopraggiunta purtroppo in tarda serata. Ed ancora cronaca con un'operazione, ve l'avevo anticipato, della Guardia di Finanza di Venezia perché è accusato di essersi appropriato di contanti derivanti dalla vendita di biglietti di trasporto pubblico, più di 114.000 euro che adesso dovrà restituire. La Procura di Venezia ha disposto il sequestro preventivo di beni per 114.000 euro nei confronti dell'ex dipendente di una società municipalizzata dei trasporti veneziana che è stato denunciato ora per peculato. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Venezia hanno quindi eseguito il provvedimento nelle ore scorse al termine di un'indagine avviata a seguito di una denuncia presentata dalla società municipalizzata che avrebbe riscontrato in sintesi che i biglietti venivano affidati in conto vendita a strutture ricettive convenzionate e che il relativo pagamento ritirato dall'ex dipendente dopo la vendita dei titoli di viaggio veniva trattenuto a titolo personale. Ed ora invece parliamo di un caso, ne avevamo parlato nei giorni scorsi, un caso di tubercolosi a Treviso in un istituto, in un liceo trevigiano, il Duca degli Abruzzi. Oggi dovrebbero iniziare i test Mantò, ma sentiamo subito la nostra Francesca Bozza, che la vedo già lì fuori dalla scuola. Francesca, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori, ti confermo, oggi il personale dell'ULSS 2 ha iniziato i test Mantù nelle due sedi del Duca degli Abruzzi questa mattina, nella sede centrale in centro Treviso, e adesso invece sono in corso qui nella sede distaccata di San Pelaio. 180 complessivamente le persone tra studenti e personale scolastico che verranno sottoposti al test Mantù, tutte persone che sono venute in qualche modo in contatto con la docente risultata positiva alla TBC. Ricordiamo che la settimana scorsa erano arrivati gli esiti sui familiari della professoressa, 5 persone tutte risultate negative, e questo fa ben sperare anche per questi esiti. Insieme a me il direttore del servizio igiene e sanità pubblica dell'USL 2, il dottor Erminio Bonsembiante, che abbiamo strappato dal suo lavoro e quindi lo ringraziamo doppiamente per essere con noi. Buongiorno dottore, come sta andando? Cerchiamo di capire anche qualche numero. Questa mattina abbiamo fatto i primi test, 5 test erano già stati fatti la scorsa settimana, erano tutti negativi, e oggi abbiamo testato i ragazzi e gli insegnanti che potrebbero aver avuto un contatto con
con la professoressa. Abbiamo testato, stiamo finendo, 5 classi nella sede centrale e una classe qui nella sede periferica, e poi gli insegnanti, colleghi della professoressa. Faremo questo test, lo ripeteremo tra 2 mesi in modo tale di vedere se delle infezioni che non si riscontrano ora, se saranno riscontrate tra 2 mesi. La speranza nostra è che non ci siano stati delle persone contagiate, perché anche per le informazioni raccolte dalla stessa professoressa era molto attenta e portava costantemente i mezzi di protezione personale sostanzialmente. Ecco, quindi anche chi dovesse risultare negativo in questa prima fase di screening verrà comunque sottoposto, anche perché la TBC ha una incubazione molto lunga come tempistica. Certo, ci ha un'incubazione di circa 2 mesi, per cui se una persona risultasse negativa, il test si fa quando si ha la notizia della malattia nel caso, e poi si fa a distanza di 2 mesi per valutare, per terminare insomma lo studio della malattia. Insomma. Come avviene il test, dottore? È una iniezione sottocutanea, sì, molto molto leggera, non si sente nulla, la persona non sente dolore, e viene letta a distanza di 48-72 ore, perché in questo periodo il nostro organismo risponde alla sostanza che è stata iniettata. Insomma. Quindi gli esiti si avranno tra qualche giorno? Si avranno giovedì prossimo, e mattinata si avranno gli esiti di questo controllo. Insomma. Quante, abbiamo detto, sono 6 classi, ragazzi e docenti di 6 classi, divisi come tra la sede centrale e questa periferica? Sono 5 classi in sede centrale e una classe in sede periferica, qui a San Pelaio. 180 persone, quanti studenti e quanti docenti? 150 studenti circa e una trentina di docenti. Se ci dovesse essere qualcuno che dovesse risultare positivo, cosa succederà? Ma viene avviato allo screening per la tubercolosi, perché essere positivi vuol dire aver contratto l'infezione, ma non vuol dire assolutamente aver contratto la malattia. Attualmente abbiamo a disposizione la possibilità di fare una terapia profilattica in modo tale da debellare una possibile infezione che si è appena instaurata sostanzialmente. Ecco, questo arriva in un momento particolarmente caldo di lavoro per il servizio di sanità e igiene pubblica, perché da un lato c'è il Covid, oggi tra l'altro si registra in Veneto un'impennata di casi, oltre 5.600, questo va detto, l'abbiamo imparato a capire in questi ormai quasi 3 anni di pandemia, legato al fatto che c'è una contabilità legata al weekend. Fortunatamente restano stabili i ricoveri, però non bisogna abbassare l'attenzione, perché tra l'altro c'è anche l'influenza stagionale che, con un netto anticipo di 2 settimane rispetto agli anni scorsi, sta facendo sentire i suoi effetti, e questo era anche prevedibile, dottore, perché abbiamo smesso di usare le mascherine, il virus è particolarmente aggressivo, sta colpendo tutti, soprattutto i più giovani. Partiamo dal Covid, dottore. Sì, è vero quello che dice, e quello che io posso consigliare è che tutte le persone che rientrano tra le categorie che possono vaccinarsi o col ciclo primario o con la terza dose o con la quarta dose, e anche qualcuno con la quinta dose, che si facciano un regalo di Natale, in modo tale da ridurre l'interessamento che è piuttosto importante anche in questo periodo qua. Noi abbiamo ogni settimana un centinaio di casi ammalati che sono ricoverati, e abbiamo 400-500 nuove positività ogni settimana, anche attualmente. Sono sicuramente meno dell'anno scorso nello stesso periodo, però sono numeri ancora importanti. Se poi li sommiamo appunto anche all'influenza stagionale, capiamo, c'è stato un allarme proprio lanciato ieri sul rischio di un impatto poi a livello ospedaliero, perché poi questo si traduce sempre nei ricoveri, quindi in concomitanza con il picco atteso per fine 2022, primi di gennaio, si rischia davvero di avere poi qualche problema. Sicuramente l'influenza si somma al Covid in questo periodo, quindi anche per l'influenza sono a disposizione dei vaccini ottimi che riescono a prevenire la malattia, per cui il mio consiglio è che do persone vaccinatevi di qualsiasi età per l'influenza, sostanzialmente, purché abbiano più di 6 mesi, possono fare a qualsiasi età la vaccinazione. Tenete presente che adesso
arriverà nei prossimi giorni anche un vaccino contro il Covid, che sarà possibile utilizzarlo dai 6 mesi fino ai 4 anni di età. Quindi proprio per i bambini, per i più piccoli, piccolissimi. Fatto appositamente per i bambini, dove se nell'adulto sono contenuti 30 microgrammi di antigene, sostanzialmente nei più grandicelli dei bambinetti dai 5 ai 12 anni sono 10 microgrammi, qui ne sono contenuti 3, quindi un contenuto molto basso di antigene che serve per proteggere comunque. Tempistiche? Di cosa? Dell'arrivo del... Dovrebbe essere a giorni, perché ci hanno già comunicato ufficialmente la disponibilità, insomma, e l'autorizzazione ad usarlo. Grazie, insomma il regalo di Natale da parte, l'invito è quello di farsi un vaccino per il Covid e per l'influenza, se è possibile, lo ricordiamo, farli anche nella stessa seduta. Grazie davvero al dottore Erminio Bonsembiante. E, Daniela, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie davvero Francesca, ringrazio davvero anche il tuo ospite. Dunque diamo, l'aveva accennato adesso la nostra Francesca Bossa, diamo i dati riguardanti il Covid nel Veneto. Il Veneto registra dunque un altro balzo nei contagi Covid con 5.460 casi nelle ultime 24 ore, un dato che tuttavia risente dell'accumulo delle segnalazioni non elaborate nel weekend. Il bollettino della regione segnala anche 19 vittime, i totali dall'inizio della pandemia si aggiornano così a 2.597.671 per quanto riguarda le infezioni, a 16.110 per i deceduti. Scende invece il numero delle persone attualmente positive, che sono 56.559 con un meno 826, sostanzialmente stabile la situazione invece clinica. I malati Covid ricoverati negli ospedali in area medica sono 1.639 più 9, quelli in terapia intensiva 68 con un meno 1. Questi dunque i dati per quanto riguarda il Covid. Noi torniamo invece a parlare di cronaca, perché attiene nel Vicentino, c'è stato un blitz antidroga dei carabinieri, 4 persone sono coinvolte. I carabinieri di Thiene hanno eseguito una misura cautelare in carcere a carico di 2 35enni di origini albanesi. In particolare il primo, avvalendosi della collaborazione del suo connazionale e di altri 2 complici, 45enni di origini kosovare, abitanti nell'Alto Vicentino, aveva avviato una fiorente attività di spaccio di cocaina sviluppatasi tra i primi mesi del 2020 e la fine del mese del maggio 2022, periodo in cui lo stesso soggetto avrebbe gestito con i propri cellulari gli ordini dei clienti, contrattando il prezzo e il luogo d'incontro, per poi inviare i suoi collaboratori a consegnare le dosi e incassare il denaro. Attività del gruppo criminale che aveva preso il controllo dello spaccio di cocaina prevalentemente nelle città di Thiene e Schio. 35 i clienti stanati grazie agli appostamenti dei carabinieri. Quanto emerso dalle indagini, anche attraverso le perquisizioni domiciliari nelle abitazioni di 4 indagati, in cui sono state trovate cocaina e SIM card utilizzate per l'attività di spaccio, ha permesso al magistrato di richiedere l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dei 2 indagati e il rinvio a giudizio degli altri 2. Sabato il blitz nelle abitazioni dei 2, dove è stata trovata ulteriore sostanza stupefacente e denaro in contante. Le accuse per i responsabili, già noti ai carabinieri per i loro precedenti, sono di detenzione a fini di spaccio continuato in concorso di oltre mezzo chilo di cocaina per un ricavo patrimoniale complessivo di oltre 50.000 euro. E ci spostiamo ora invece a Padova. Scritte ingiuriose contro un professore dell'Università di Padova sono comparse sui muri del Dipartimento di Biologia e indagano i carabinieri. Insulti rivolti al professore Telmo Pievani dell'Università di Padova, delegato alla comunicazione e alla divulgazione scientifica dell'Ateneo, sono stati scritti con lo spray nero sui muri del complesso universitario di biologia Vallisneri in via Bassi. Le frasi ingiuriose e volgari sono state notate ieri al rientro degli studenti dopo il ponte dell'Immacolata. Lo stabile infatti è rimasto chiuso per 4 giorni. Le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso una persona incappucciata che la notte tra sabato e domenica è entrata nell'area dove sono comparse le scritte. Sul fatto indagano i carabinieri di Padova. Il professore di bioetica, impegnato nella divulgazione delle tematiche ambientali e sul cambiamento climatico, potrebbe essere stato preso di mira proprio per alcune sue dichiarazioni su questi ambiti.
Ed ora nel Vicentino ancora, perché è finito l'incubo per una ragazza di 22 anni rinchiusa in casa dal padre per oltre una settimana perché non accettava la relazione con il suo fidanzato. Un 51enne di origine indiana è stato arrestato dai carabinieri di Valdagno accusato di sequestro di persona aggravato. L'uomo avrebbe chiuso in casa da oltre una settimana la figlia 22enne perché non accettava la sua relazione con il fidanzato, sempre di origine indiana ma appartenente ad un gruppo sociale diverso. La sua sparizione era avvenuta in circostanze sospette, tanto che il fidanzato aveva presentato denunce ai militari dell'Arma, raccontando che la ragazza anche aveva improvvisamente dato le dimissioni dal posto di lavoro, nonostante avesse recentemente avuto una promozione. A sbloccare la situazione una brevissima telefonata della giovane che, approfittando di un momento di distrazione del padre e utilizzando un vecchio cellulare, era riuscita a contattare il fidanzato descrivendo la sua condizione e a lanciare il suo grido d'aiuto, circostanza che ha portato il ragazzo ad allertare immediatamente i carabinieri che venerdì hanno deciso di fare irruzione in casa. La segnalazione è stata determinante per consentire ai militari dell'Arma di svolgere immediati accertamenti, non conoscendo le reali condizioni della ragazza. Ciò ha permesso alla Procura della Repubblica di Vicenza di emettere un decreto di perquisizione. L'attività è stata svolta presso l'abitazione dove la ragazza viveva unitamente al padre. Nel corso della stessa sono stati acquisiti elementi che hanno confermato quanto esposto in denuncia. Ne è così scaturito l'arresto in flagranza del padre. Incubo finito per la ragazza che è stata trovata in buone condizioni fisiche. I militari l'hanno accompagnata presso un centro antiviolenza per poi essere collocati in una struttura protetta ed essere seguita dai servizi sociali. Il padre è stato subito posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, regime confermato dall'autorità giudiziaria che sabato ne ha convalidato l'arresto. Qatargate, mentre a Venezia viene annullato il convegno al quale doveva partecipare Antonio Panzeri, l'indagine si allarga, perquisiti gli uffici di alcuni assistenti europarlamentari, tra cui la collaboratrice di Alessandra Moretti. Nuovi sigilli dell'Europarlamento agli uffici di almeno altri 4 italiani, tra cui l'ufficio del veneziano Davide Zoggia, fedelissimo di Bersani che non risulta indagato, e l'assistente dell'europarlamentare Dem Alessandra Moretti, anche lei non indagata e che dice: rifiuto totalmente e respingo qualsiasi insinuazione su di me. Mi sono recata in Qatar con altri colleghi deputati in missione ufficiale e in piena trasparenza. In questo quadro ci siamo occupati dei diritti dei lavoratori e dell'accoglienza dei rifugiati afghani, scrive su Twitter. Si allarga dunque l'inchiesta Qatargate dopo l'arresto di Eva Kaili, vicepresidente greca dell'Europarlamento, arrestata perché colta in flagrante con 600.000 euro in contanti nascosti dentro sacchi in casa sua. Oggi nel frattempo a Venezia annullata la 2 giorni del convegno sulla pace all'Auditorium Santa Margherita di Ca' Foscari per evitare imbarazzi, visto che tra gli invitati ci sarebbe dovuto essere anche l'ex europarlamentare del PD Antonio Panzeri, a sua volta travolto dallo scandalo Tangenti. Questione quest'ultima per la quale il senatore veneziano Raffaele Speranzon ha presentato un'interrogazione parlamentare. Persone che nel proprio curriculum hanno attività di tipo terroristico e non si capisce in che modo possano insegnare o spiegare o instradare i giovani e gli studenti universitari e non a comprendere quali sono le ragioni dei diritti umani, avendo loro praticato invece la violenza, la guerriglia e ogni genere di forma di resistenza nei confronti del diritto costituito. Ieri a Ringhe ospite l'assessore regionale alle attività produttive, il leghista Roberto Marcato, che ha parlato della sua possibile candidatura alla segreteria regionale del Carroccio, ma è anche intervenuto sulla manovra della regione e sull'addizionale IRPEF. Sentiamo le sue parole. Posto quello che ha dichiarato il segretario Salvini, sì, è legge, anche se non è scritto, è legge. Ha maturato la sua idea o no? Per quanto riguarda l'eventuale candidatura a segreteria regionale, cioè nazionale? Se andiamo avanti così, credo che sarà una scelta obbligata. Cosa intende per se andiamo avanti così? Cioè, io sto ai fatti. Noi in 3 anni siamo passati dal 34 al 7%. Abbiamo avuto un tracollo di consenso alle ultime politiche e abbiamo avuto un risultato drammatico Verona e Padova.
Io ho chiesto da subito che ci fosse un'analisi profonda e quindi una presa di coscienza di questo. Mi è stato risposto picche e vedo che non c'è nessun elemento per cambiare la rotta, anzi c'è una sorta di assoluzione corale per cui è colpa non si sa di che cosa e di chi, tutti sono felici e contenti, tutti hanno vinto, l'unico che si preoccupa su me è Mona, per carità. Io se mi candido lo faccio per troppo amore e per il Veneto e per la Lega. Amo troppo questo partito per vederlo decrescere ancora. Abbiamo già perso tanto, insomma qualcosa per invertire la rotta andrebbe fatto. Cosa dice su questa manovra? Vostra? Condivido con Bonnet il fatto che è una manovra di fatto blindata. D'altronde le risorse sono quelle, noi ci siamo dissanguati nei 2 anni di Covid per interventi sul sociale e sul sanitario. Aumentare le tasse e applicare l'addizionale IRPEF, io ero d'accordo, non si fa perché se no salta parare. Lei era d'accordo, sì. Quindi voleva... Sì. Ovviamente calibrata sulle fasce più alte, su chi poteva di più, lasciando perdere le fasce più deboli, ma io ero assolutamente d'accordo. Dalla politica alla sanità e ne parliamo con Liviana D'Adalt, responsabile del Dipartimento di Salute della Mamma e del Bambino. Siamo a Padova. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti. Noi parliamo parliamo di influenza che è arrivata, nel senso che 15 giorni in anticipo, abbiamo visto tanti accessi al pronto soccorso e soprattutto i più colpiti sono i propri piccoli. Sì, ha detto parole giuste, siamo di fronte a una grande impennata di infezioni respiratorie. A questa impennata concorrono sicuramente quelli che sono i virus che comunemente vediamo in ogni stagione invernale. Il primo è il virus respiratorio sinciziale che dà malattie importanti respiratorie, soprattutto nel bambino piccolo, con un'alta necessità di ricovero. Ma insieme a questo abbiamo quest'anno questa precoce epidemia di influenza che sta avendo, oltre ad essere precoce, sta anche avendo un aumento del numero di casi settimanale molto molto elevato e colpisce prevalentemente la fascia 1-4 anni. Perché colpisce prevalentemente la fascia 1-4 anni? Perché i bambini di fatto sono la popolazione che non ha una memoria di contatti precedenti con i virus influenzali e frequenta le comunità e quindi facilmente è soggetta a questa infezione. A fronte del grande numero di casi di bambini con influenza, con sindrome influenzale, di fatto soltanto una piccola parte viene ricoverata, ma sicuramente già ora siamo al 13 di dicembre, abbiamo già superato in termini numerici il numero di ricoveri per influenza rispetto a tutti quelli che abbiamo avuto nel mese di novembre, a dire che c'è proprio una grande impennata dei ricoveri. Dopodiché, ultimo piccolo in questo momento, ma sempre importante, in particolare in un centro come Padova, che accoglie anche molti bambini con malattia cronica seguiti su tutto il Veneto, abbiamo ancora il Covid. Anche il Covid sta influenzando in una sua parte questi ricoveri. Sì, abbiamo visto anche che c'è stato un po' un picco di contagi nelle ultime 24 ore proprio di Covid, ne abbiamo parlato prima, ma quindi c'è Covid e influenza. Fra l'altro il picco invece dell'influenza deve ancora arrivare perché si pensa insomma tra fine dicembre e metà gennaio, quindi insomma il rischio che davvero il pronto soccorso che già sono stati presi d'assalto abbiano grosse difficoltà poi nel gestire tutto questo numero di pazienti. Sì, l'andamento delle epidemie influenzali lo conoscono bene gli epidemiologi, ce le insegnano e sappiamo ora che siamo soltanto all'inizio di questa epidemia, quindi la circolazione del virus è attesa a continuare e anche aumentare nelle prossime settimane, per cui ci dobbiamo preparare a questa emergenza. Ripeto che dal punto di vista della gravità della malattia interessa una piccola percentuale di bambini, ma in termini invece di coinvolgimento di bambini in termini numerici in generale sarà molto importante.
Senta, ma abbiamo sentito che anche a Padova, proprio per questo record di accessi nei pronti soccorso, sono stati anche riaperti i container, gli ambulatori, quelli insomma, che erano stati aperti per il Covid. Sì, dico sempre, l'ho iniziato a dire in maniera consistente dall'inizio della pandemia. Chi lavora in pronto soccorso, ma in generale chi lavora in un sistema sanitario, deve avere nella sua organizzazione una grande flessibilità e sapersi adattare a quelli che sono i cambiamenti dei flussi dei pazienti. Ecco, in questo momento c'è richiesta una flessibilità nel rispondere a questi flussi che sono aumentati, perché ovviamente il nostro obiettivo è di accogliere tutti i bambini che arrivano in pronto soccorso, dare a loro le cure appropriate anche nei tempi ragionevoli. Quindi su che fronti agiamo? Uno, sugli spazi, e abbiamo ripreso l'utilizzo di cosiddetti ambulatori mobili, diciamo, ci piace chiamarli così, che sono stati posizionati all'esterno del pronto soccorso. Vivono questi ambulatori già dall'epoca Covid, sono stati utilizzati per funzioni variabili, come ambulatorio, come spazi di esecuzione di tamponi, quindi c'è una flessibilità nel loro utilizzo, sono perfettamente attrezzati a norma per essere degli ambulatori e c'è una previsione anche di aumentarli qualora fosse necessario. Poi ovviamente le persone, i medici, gli infermieri sono il fulcro di una buona assistenza e stiamo ovviamente cercando di intensificare anche le presenze del personale in pronto soccorso pediatrico, in particolare in quelle fasce temporali in cui i flussi sempre aumentano, che sono i fine settimana, il tardo pomeriggio, la sera e quant'altro. Ecco, l'aumento poi dei contagi anche dovuti all'influenza dopo la pandemia erano insomma un po' annunciati per il fatto che tutte le misure, compresa la mascherina, sono state tolte e quindi è più facile la circolazione del virus. Assolutamente, noi è stato veramente incredibile, ma sicuramente è già stato detto, come nella pandemia, quando è iniziata la pandemia, quindi quando è iniziato il lockdown, sono iniziate delle serrate misure di protezione rispetto alla diffusione dei virus. Questo ha avuto valore nei confronti del Covid, ma ha anche ridotto incredibilmente quella che è era l'incidenza delle altre infezioni respiratorie. Quindi negli ultimi 2 anni i bambini hanno conosciuto poco l'influenza e un po' lo scorso anno il virus respiratorio sinciziale. Ora quelle misure di protezione non sono, non c'è più un utilizzo così serrato, ma giusto ieri leggevo un report di una società scientifica europea che suggeriva di utilizzare quantomeno nell'ambito delle comunità la mascherina proprio per ridurre la probabilità di infezione. Questo è un problema non soltanto italiano, non soltanto veneto, non soltanto italiano, ma questo tema della grande impennata delle infezioni respiratorie sta interessando tutti i paesi europei. Senta, i sintomi della Covid e quelli dell'influenza sono pressoché simili? Assolutamente sì, è un'affermazione corretta. Diciamo che il decorso, quindi sono sintomi prevalentemente la febbre, ovviamente il sintomo più comune nel bambino, usualmente più importante la febbre nell'influenza rispetto al Covid, e poi i sintomi respiratori che frequentemente si associano sicuramente all'influenza ma anche al Covid, qualche volta sintomi gastrointestinali, e poi c'è quella parte di sintomi che interessano una piccola parte di bambini, che sono quelli che riportano poi all'osservazione in ospedale, che sono un abbattimento generale, una incapacità di alimentarsi, una grande fatica respiratoria. Questo riguarda una piccola percentuale di bambini e sono questi segnali per condurre un bambino al pronto soccorso. Senta, la campagna vaccinale era già partita ovviamente 15 giorni fa, anche di più. Per chi volesse fare il vaccino ora, anche se siamo proprio già un po' nel clou di questa influenza, è possibile farlo oppure forse è un po' troppo tardi? No, assolutamente. Il vaccino chiaramente, prima ci si vaccina, maggiore è il tempo di protezione rispetto alle infezioni, però ogni momento è buono per vaccinarsi, quindi proprio l'invito è alle persone e anche ai genitori di portare i propri bambini a vaccinare. La vaccinazione è autorizzata a partire dai 6 mesi di vita, quindi ed è fortemente raccomandata da tutte le società scientifiche.
Sarà un inverno non facile perché insomma tra il Covid, che ovviamente non è terminato, lo diciamo più volte, e l'influenza sicuramente non sarà semplice, anche perché arrivano molti in pronto soccorso, ci hanno detto un po' in tutto il Veneto, e con sintomi che abbiamo detto sono similari, e per cui bisogna fare il test per l'uno o per l'altro per capire se una persona è positiva al Covid oppure all'influenza. Sì, qui abbiamo fatto dei grandi progressi, la microbiologia ha fatto dei grandi progressi, non noi pediatri, ma insomma, il sistema sanitario nel suo insieme. Abbiamo la possibilità di utilizzare all'interno dei pronto soccorsi dei tamponi rapidi che rapidamente ci diciamo, si orientano sulla diagnosi, permettono di differenziare proprio questi 3 virus che sono i nostri compagni di viaggio, diciamo, in questo periodo, cioè l'influenza, il virus respiratorio sinciziale e il virus SARS-CoV-2. Quindi sicuramente i sintomi sono molto sovrapponibili tra influenza e Covid. Il virus respiratorio sinciziale invece dà dei quadri respiratori molto più tipici, molto più facili da diagnosticare, molto più gravi anche, che interessano i bambini più piccoli. Ecco, dottoressa, un'ultima domanda. Se dovesse dare dei consigli, soprattutto alle mamme, perché poi ovviamente nasce l'apprensione, se non ci sono proprio problemi gravi, respiratori, i consigli se il proprio figlio, un bambino, comunque viene colpito da influenza piuttosto che da Covid, cosa fare? Ma diciamo nessuna preoccupazione importante a priori. Abbiamo tantissimi dati che ci dicono che l'influenza, abbiamo dati di anni dell'influenza, è una malattia che conosciamo da decenni, no? E del Covid ormai abbiamo un'esperienza che supera di 2 anni abbondanti, quindi sappiamo che il decorso di questa malattia nel bambino è prevalentemente buono. I bambini, nel senso che si risolve come un fatto febbrile o con segni di infezione respiratoria lievi che si risolvono nel giro di 5, 6, 7 giorni, 3, 4 giorni. Chiaramente il decorso di un'infezione virale è sempre un po' imprevedibile, però è contenuto entro la settimana. Quindi questo lo sappiamo e questo è quello che accade nella maggior parte dei bambini. Per cui è un disturbo per il bambino. Tutti noi vorremmo che i nostri bambini stessero sempre bene, ma né l'infezione da influenza né l'infezione da Covid sono gravi nel bambino. È chiaro che c'è una piccola parte di bambini in cui il decorso della malattia può invece essere un decorso importante. E allora quando ci sono quei segni che dicevamo prima, di abbattimento generale, di grande fatica respiratoria, di rifiuto dell'alimentazione, questo è in questo caso ci si deve preoccupare. E poi, altro messaggio importante, ma i genitori lo sanno, un'attenzione particolare va sempre rivolta ai bambini piccoli. Per noi piccoli sono i bambini dei primi 6 mesi di vita, diciamo hanno 6 mesi di vita, sotto i 6 mesi di vita, e poi i bambini che invece abbiano una malattia cronica preesistente. Ma generalmente i genitori di questi bambini sono ben informati su come gestire anche una sindrome influenzale o un'infezione da Covid nel loro bambino. Dottoressa, la ringrazio davvero. Grazie a voi. Grazie e buon lavoro. Grazie. Prima di andare in pubblicità volevo leggervi i titoli dei quotidiani nazionali. Andiamo a Repubblica con una faccia all'estero, perché in primo piano mettono il freddo, gli scioperi, la Gran Bretagna post Brexit sceglie la linea dura, convocato il comitato Cobra, esercito schierato. Questo dunque dalla Gran Bretagna. E poi si parla di bollette, luce e gas, lo vedete, l'antitrust costringe 7 società a cancellare gli aumenti ingiustificati per 2,6 milioni di clienti. E poi il femminicidio, quello di Carol Maltesi, dice Davide Fontana, il racconto dell'orrore in aula, così l'ho uccisa ma non so perché l'ho fatto. Noi ricordiamo invece solo una settimana fa il femminicidio avvenuto da noi nel Veneto, nel veneziano, a San Stino di Livenza, dove è stata uccisa dal compagno una donna colpita più volte con un corpo contundente. E poi guardate, 3 donne sequestrate a Modena e violentate per tutta la notte, 8 arresti, cronaca. Alessia Sbal prima di morire ha dato la targa del tir, così ha fatto arrestare il camionista che l'ha travolta. Dunque queste le maggiori notizie della Repubblica. Ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio in diretta.
Rieccoci nuovamente in studio e dunque vorrei riproporvi subito il sondaggio che riguarda la proposta, un'ipotesi del ministro dei trasporti, del vice ministro dei trasporti Bignami per quanto riguarda le multe. Lo vedete, multe in base al reddito. Se siete d'accordo, quindi componetelo 0422 16 26 691. Se invece non siete d'accordo con questa proposta, con il rosso il no, 0422 16 26 690. Ovviamente l'esito di questo sondaggio, come sempre, nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. Ed ora invece parliamo di cibi sintetici, perché è stata avviata una raccolta firme. Sentiamo. Sostegno alla raccolta firme che già sta facendo Coldiretti per che venga approvata una legge contro la produzione e la vendita del cibo sintetico in Italia. È guerra al cibo sintetico, una battaglia a suon di Made in Italy a cui prende parte anche il comune di Marostica, schierato accanto a Coldiretti in una petizione nazionale per dire no al cibo sintetico sulle tavole degli italiani. Abbiamo dei marchi di tutela in Italia che certificano la qualità dei nostri prodotti, bisogna saperli prendere, bisogna assolutamente affidarsi anche a qualche esperto, a qualche consiglio, ma penso che la scelta migliore sia sempre quella di andare direttamente dal produttore. Un grande coro di firme per dire sì al Made in Veneto, una filiera che protegge il prodotto ma soprattutto il territorio attraverso l'economia capillare. Comprando locale si sostiene tutta un'economia familiare che poi va a generare di fatto il mantenimento di tutte quelle aree non urbanizzate che possono avere problematiche dal punto di vista anche del dissesto idrogeologico. Per cui sostenere di fatto i produttori vuol dire sostenere l'ambiente in cui si vive. E con l'arrivo delle grandi feste natalizie l'invito del sindaco di Marostica è quello di scegliere i prodotti chilometro zero. Io invito soprattutto anche nelle feste di Natale di comprare locale e acquistare appunto prodotti a chilometro zero. Puntate sempre ad andare alla base, quindi alla radice della produzione, per avere un prodotto sicuro, garantito e di una qualità sempre superiore. Ed ora i titoli di un altro quotidiano nazionale, il Corriere della Sera, che parte con la guerra in Ucraina. Meloni, pieno sostegno a Kiev, dall'Unione Europea risposta insoddisfacente e inattuabile sull'energia. E proprio per quanto riguarda l'energia, bollette, luce e gas, la scure dell'antitrust, sospendere aumenti per 2,6 milioni di clienti. Sotto la lente sono finite le proposte di modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica, di gas naturale. Quindi è partita insomma la scure dell'antitrust per sette istruttori nei confronti di sette agenzie: Enel, Eni, Era, 2, Edison, Acea e Engie, che rappresentano l'80% del mercato. E poi invece maratone notturne e voti durante le feste per il sì alla manovra. È corsa contro il tempo, con le festività i giorni a disposizione per l'approvazione della finanziaria sono molto pochi, decisivi il passaggio in commissione bilancio e il via libera alla Camera. L'obiettivo è di chiudere entro l'anno per evitare l'esercizio provvisorio. Questo ancora il titolo. E poi con il super bonus, siamo abituati a sentirlo, 110%, come funzionerà il mini rinvio fino al 31 di dicembre, le nuove regole. Ed ora invece torniamo a Padova, perché dopo la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita analizziamo i punti di forza, bocciature per la città di Padova, e sentiamo anche il parere dei cittadini su questa classifica. Padova scala la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, salendo di 4 posti, anche se rimane alla 29esima posizione, sotto Verona e Treviso per il Veneto, che invece scendono in graduatoria. Sergio Giordani, in qualità di sindaco della città e di presidente della provincia, commenta con soddisfazione questo risultato, nonostante rimangano delle criticità. Padova, infatti, in materia di sicurezza è alla posizione 105, ovvero al terzultimo posto, penalizzata dai reati legati allo spaccio di droga e dai furti in abitazione. E poi c'è l'inquinamento. Ogni anno la città del Santo e la sua provincia sono tra le peggiori per la qualità dell'aria. Si piazzano infatti al 92esimo posto su 107, aria inquinata dallo smog e dai livelli di PM10 altissimi, che
che portano a sforare il limite dei giorni previsti dalla legge. Padova perde posizioni anche in tema di salute. La provincia infatti che ha registrato moltissimi casi di Covid e si piazza al 98° posto, e poi per la scarsità di medici di medicina generale. La città invece recupera posizioni per la qualità dei servizi rivolti agli anziani e ai giovani e si piazza al 4° posto per numero di laureati. Per i padovani ecco quali sono pregi e difetti. Guarda, io vivo discretamente a Padova, non mi lamento, anzi penso che Padova sia una città molto vivibile per quanto mi riguarda, perché è una città a dimensione d'uomo, molti servizi funzionano, sinceramente non ho che lagnarmi. Di negativo il traffico forse, è positivo che la trovo sempre più pulita. Se tu vai in centro guardi per terra, è pulitissima rispetto ad altre città. Purtroppo è un po' penalizzata perché secondo me non è ben curata, però sta di fatto che ci sono belle strutture per i giovani, tipo l'orto botanico, l'università, molte aule studio, c'è ancora molto verde, che secondo me è una cosa che è da curare, però ci sono ancora molte case un po' abbandonate, secondo me questo bisognerebbe metterci le mani se possibile e magari riqualificare l'ambiente, quello sì. Ma io mi sono sempre trovata bene a Padova, sono qua da 4 anni e devo dire che adesso me ne vado e ci lascio il cuore. Secondo me Padova in realtà è una bellissima città, è anche molto viva e io quando andavo in giro mi sono sempre sentita sicura, quindi no, è proprio una bella città. Io bene perché sto a Ponte San Nicolò, io direi che è bene, bene. Si può migliorare per traffico, parcheggi molto. E continuiamo a parlare di energia perché luminarie natalizie accese anche di giorno in alcune vie di Padova ed è polemica per lo spreco di energia. Le luci sono gestite dai commercianti. Siamo in via Dante, pieno centro storico di Padova, e si è aperta una polemica sulle luminarie, queste luminarie che vedete alle mie spalle. Sono arrivate segnalazioni che dicono che sono accese anche durante il giorno e che quindi questo può essere considerato uno spreco. In effetti sono le 11 del mattino e le luci sono tutte belle accese. Va detto che sono luci installate dai negozianti, dai commercianti della strada, quindi che insomma a rigor di logica possono fare quello che vogliono e tenerle anche accese, però in tema di caro bollette, insomma, che è uno dei temi principali di questo periodo, è intervenuta anche l'amministrazione comunale che ha chiesto ai gestori di queste luminarie di spegnerle durante il giorno, anche perché lo stesso comune invece ha ridotto l'orario di accensione delle luci in centro, si spengono infatti alle 24 proprio per risparmiare un po'. Non sono luminarie che consumano molto queste perché sono comunque luci a LED, però insomma in tema generale di messaggi alla cittadinanza in effetti vederle accese alle 11 del mattino può essere considerato un po' eccessivo. E CGIL in piazza per protestare contro la manovra del governo Meloni. Il corteo si snoderà lungo le vie del centro storico, comizio finale in piazza Antenore. Sono attese 1000 lavoratrici e lavoratori in piazza Padova nella giornata dello sciopero generale della CGIL proclamato per il Veneto mercoledì prossimo. Il corteo, che si snoderà lungo le vie del centro storico con concentramento alle 9 in piazza Garibaldi, vuole portare all'attenzione del governo Meloni le criticità della prossima manovra finanziaria su lavoro e salari, salute, sicurezza e sanità. Critica la CGIL anche contro la reintroduzione dei voucher, contro la manovra sulle pensioni e le misure di politica fiscale che favoriscono l'evasione, sostenendo le partite IVA e penalizzando dipendenti e pensionati. Per queste ragioni noi saremo in piazza il 14 perché la gente non ce la fa più. È vero che c'è il rischio di esplosione di tensioni sociali, perché le tensioni sociali non ci siano, a quella gente vanno date delle risposte. Per dare le risposte noi promuoviamo chiaramente una partecipazione dal basso. Il corteo si snoderà lungo via Dante, piazza dei Signori, piazza delle Erbe, per poi raggiungere piazza Antenore, il comizio finale intorno alle 11:15. 5 comuni nel cuore della pedemontana trevigiana puntano alla fusione. L'obiettivo è garantire servizi migliori alla cittadinanza.
Possagno, Cavaso del Tomba, Monfumo, Castelcucco e Pieve del Grappa, quest'ultimo già frutto di fusione nel 2019 tra Paderno e Crespano. Sempre più verso la concretezza, la fusione tra i 5 comuni del cuore della Pedemontana trevigiana, un passo per riuscire a garantire servizi sempre migliori ai cittadini. L'idea è proprio quella di poter dare più servizi e con maggiore velocità ai nostri dipendenti. Si pensi che oggi, per dire, il mio comune ha in un ufficio magari una sola persona. Nel momento in cui questa giustamente o va in ferie oppure purtroppo è in malattia, quell'ufficio si ferma. La volontà è quella appunto di avere una struttura che possa sopperire anche a queste piccole difficoltà. Ricordo però la cosa fondamentale che non è nulla di deciso oggi, ma la decisione è tutta dei nostri cittadini. Compito nostro di amministratori è quello di dare la possibilità di mettere sul piatto quelle che sono le opportunità di una fusione e poi saranno i nostri cittadini di tutti i 5 comuni a decidere. Fatto lo studio di fattibilità che sarà presentato alla cittadinanza mercoledì prossimo, il 14 dicembre, alla Casa delle Associazioni di Possagno, la volontà è quella di provare a condividere le attività dei vari uffici. Proprio per cominciare a rodare quello che potrebbe essere il futuro di questa fusione e poi con il tempo arrivare alla fusione stessa. Insomma. Vogliamo fare i passi giusti con il doveroso rispetto di quelli che sono anche i sentiment di tutti i nostri cittadini. Ed ora andiamo invece a Padova, dove la comunità di Sant'Egidio farà un Natale più vicino ai poveri. Lo sentiamo dalla nostra Valentina Visentin. Buongiorno. Sì, buongiorno da Padova, ma non è solo Padova la città che viene coinvolta dalle iniziative della comunità di Sant'Egidio, che come ogni anno sta vicino a Natale alle persone più sole, ai poveri, e finalmente dopo 2 anni di pandemia torna il pranzo di Natale in presenza, dicevamo non solo a Padova, in tante altre città del Veneto. Dove siete il giorno di Natale, Mirko Sossai? Sì, finalmente torna il Natale per tutti, il pranzo di Natale della comunità di Sant'Egidio, da Padova a Mestre, da Mestre a Treviso, a Conegliano, a Mogliano e poi ancora nel Vicentino e a Rovigo. Veramente sono tanti i luoghi in cui Sant'Egidio prepara un pranzo di Natale per gli amici di tutto l'anno, le persone sole, persone povere della strada, famiglie bisognose, anziani soli. A Treviso, ad esempio, ci sarà un grande cenone la vigilia di Natale presso il seminario. Io invito i trevigiani a raggiungerci presso la chiesa di San Martino, dove in questo periodo la comunità sta preparando appunto questo cenone della vigilia, ma a Treviso anche il giorno di Natale ci sarà un altro pranzo, iniziative a Conegliano nel giorno di Santo Stefano e poi anche a Mogliano. A Mestre il giorno dell'Epifania ci sarà un'altra festa con un altro grande pranzo. Sono veramente tante le occasioni che noi stiamo proponendo, non soltanto per i poveri ma anche per chi ci vuole dare una mano. Infatti per queste iniziative chiedete, tutti possono collaborare o venendo a portare un po' di compagnia oppure donando qualcosa. Di che cosa avete bisogno? E facciamo un appello anche perché in questi giorni lo sentiamo, le temperature sono diminuite, ci attendono giornate molto fredde, quindi servono anche tante coperte. Sì, la raccolta di coperte continua durante tutto questo periodo, ma nell'attesa del Natale stiamo raccogliendo regali che consegneremo durante tutto il periodo, dai berretti alle sciarpe, ai guanti nuovi, a prodotti per l'igiene personale, dei piccoli giochi per i bambini, delle famiglie che seguiamo, e poi anche generi alimentari che distribuiamo presso i nostri centri. Quindi sicuramente la raccolta diffusa così di chi simpatizza con noi per noi è molto importante, ma anche chi desidera Natale passare un Natale solidale, un Natale diverso. Anche per noi l'aiuto volontario, gratuito, anche una volta, di chi si vuole unire a noi è fondamentale, perché proprio è un lavorare insieme, è una famiglia larga quella che si riunisce e c'è veramente posto per tutti. Allora, per chi volesse donare qualcosa alla comunità di Sant'Egidio ci sono tutte le varie sedi dislocate nelle nostre province e si possono trovare nel sito della comunità di Sant'Egidio. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie davvero Valentina, buon lavoro. Noi andiamo avanti con due notizie di cronaca, di sport, scusate. Una riguarda proprio Padova. È il 56enne Vincenzo Torrente, l'allenatore chiamato a risollevare le sorti del calcio Padova, una decisione presa dopo una nuova sconfitta, quella di Lecco di domenica scorsa. Quello che si chiede a mister Torrente è semplice a dirsi: tirare fuori il Padova dalle sabbie mobili della zona bassa della classifica. Vincenzo Torrente trova i tifosi spazientati e sfiduciati, un ambiente non certo tranquillo, e la critica che se la prende anche con la proprietà, non solo con la società. Perfino il direttore Mirabelli non è esente da attacchi, eppure fino a qualche mese fa lo si celebrava per come aveva gestito il mercato, facendo quadrare i conti. Dunque il nuovo allenatore del calcio Padova è il 56enne Vincenzo Torrente, che sicuramente non ha un compito facile in questo momento. E da Padova andiamo a Treviso, perché è stata cancellata dagli stessi organizzatori l'edizione 2023 di Treviso Marathon. L'annuncio in polemica con il comune, partenza e arrivo in Prato Fiera, dicono, hanno relegato questa corsa a un evento estraneo alla città. 2, 1, Treviso Marathon! Stavolta niente partenza, tutti fermi. Due visioni inconciliabili e alla fine bandiera bianca. Quella del comitato organizzativo di Triveneto Run, che annuncia l'addio all'edizione 2023 della Treviso Marathon, togliendosi tutti i sassi dalle scarpe scomode. Mai stati facili i rapporti negli ultimi anni con Casugana, nel mirino anche questa volta. Le ultime edizioni attaccano gli organizzatori con la richiesta da parte dell'amministrazione di destinare fasi di partenza e arrivo nella zona del parcheggio di Prato Fiera. Hanno di fatto relegato la maratona a un qualcosa di estraneo alla città, attraversata nel centro storico soltanto per i primi chilometri di gara. Abbiamo avanzato la proposta di rientrare entro le mura sia per la partenza che per l'arrivo della manifestazione e dei suoi eventi collaterali, ma l'idea non è stata accettata, concedendo la disponibilità soltanto a una delle fasi richieste. Un ulteriore incontro sulla questione ci è stato proposto il 29 giugno 2022 e adesso non è stato fatto seguito, concludono. Insomma, troppo tempo perso e l'impossibilità di mettere in moto la macchina organizzativa, così l'appuntamento è saltato. Dal comune la risposta è chiara. Dispiace per la scelta, ma deve essere anche salvaguardata la vivibilità complessiva della città, fa sapere Casugana. Mai è stata negata agli organizzatori la percorrenza all'interno delle mura, bensì soltanto la partenza e l'arrivo nel centro storico, aspetti che comportano la chiusura della viabilità per tutto l'arco della giornata e non semplicemente per il passaggio degli atleti. Abbiamo invitato gli organizzatori a trovare soluzioni coerenti con la viabilità cittadina, per esempio gare serali, partenze e arrivi alternati o flessibilità di date, tenendo conto delle esigenze anche di residenti e commercianti che chiedono che le iniziative siano da un lato contingentate nel numero, ma soprattutto limitate nei divieti alla circolazione. Tutti fermi, niente corsa dunque, visioni inconciliabili, con uno spiraglio per il futuro. La proposta di Triveneto Run di tornare nel 2024 e di fare della Treviso Marathon un appuntamento quadriennale, stile Olimpiadi. Ma ancora una volta sarà decisiva la scelta del percorso. Dunque una manifestazione questa che era attesa soprattutto dagli atleti, con qualche, l'avete sentito, diversità di veduta ovviamente tra commercianti, cittadini, per poi le difficoltà nella viabilità. Ne parliamo insieme a Stefano Pelloni, che lo vedo già del Partito Democratico, lo vedo già sullo schermo, e Katia Lovat del Fratelli d'Italia. Buongiorno a tutti e due. Buongiorno. Buongiorno. Parlo proprio Pelloni, era una manifestazione attesa, ormai storica per Treviso, più degli atleti che forse dei commercianti che si trovavano ovviamente in difficoltà, però insomma è stata cancellata e c'è un po' di dispiacere per questo evento. Lo chiede alla persona giusta, nel senso che è stata la mia prima maratona. L'anno scorso ero lì insieme a tanti atleti a correrla e quindi insomma sono la persona, non so se sono la persona giusta o sbagliata a cui chiederlo. Se posso parlare prima da sportivo, devo dire che Treviso merita di avere una maratona, un grande evento podistico, perché attrae
attrae ricchezza, attrae turismo, attrae sportivi, attrae anche benessere per la città, non è solo un disagio per la chiusura. Dopodiché parlo da amministratore anche e dico si possono trovare delle soluzioni che possono essere intermedie. Per tanti anni, ad esempio, Treviso è stata la sede di arrivo e non la partenza e l'arrivo, come anche è sede di arrivo la maratona a Padova, a Venezia, cioè insomma, mentre prima a Treviso era un anello e quindi c'era partenza e arrivo, quindi duplicando probabilmente il disagio. Dopodiché io penso che questi grandi eventi meritano di stare all'interno del centro storico. Io capisco che si possa evitare le piazze principali come ad esempio Piazza dei Signori, Piazza Borsa, insomma, che Piazza Duomo non sono adatte, però abbiamo piazze grandi, importanti come Piazza del Grano, Piazzale Borchiellati, le Mura stesse, che sono eventi che possono tranquillamente ospitare una manifestazione sportiva così importante come la maratona, insomma, ecco. È un evento importantissimo. Si pensi che nell'anno in cui ci sono state più iscrizioni è stata la terza maratona per numero di arrivi in Italia. Insomma, quindi non per partecipanti ma per sportivi arrivati al traguardo è stata la terza maratona di quell'anno in Italia. Quindi insomma è una manifestazione sicuramente importante e che io spero che si possa trovare un accordo fra le parti per renderla annuale e non solo quadriennale, e quindi dall'anno prossimo, ma poi dopo sempre di più. Nelle altre città è un evento che attrae moltissime persone ed è una festa della città. È chiaro che bisogna unirla ad altre manifestazioni, quindi 10 km, 21 km, perché magari solo la 42 km è proibitiva per i più. Ecco, fra l'altro, insomma, le previsioni future, da quello che abbiamo sentito, non sono, insomma, parlano di una maratona ogni 4 anni come le Olimpiadi, insomma, quindi si perderebbe qualcosa per Treviso. No, io sono assolutamente contrario alla maratona ogni 4 anni, sinceramente. Cioè, va bene pensare al 2024 perché quest'anno ci sono stati dei problemi e purtroppo non si è riusciti a organizzarla. Ovviamente l'organizzazione di una manifestazione così grande, così importante, richiede dei mesi per organizzarla, però secondo me una città come Treviso, una città che ha la cultura dello sport che ha Treviso, si merita una manifestazione annuale, una maratona annuale, insomma, come le grandi città d'Italia e d'Europa e del mondo. Katia, cosa pensa? Ma sicuramente è un dispiacere perché è comunque un bellissimo evento che veniva fatto a Treviso. Del resto però, a quanto pare, dalle informazioni che ho, è stata una decisione puramente presa dagli organizzatori e quindi, nel senso, anche le parti politiche coinvolte, come il sindaco di Treviso, non ha avuto voce in capitolo. Io spero che si potrà trovare chiaramente un accordo e che un evento comunque importante come la mezza maratona venga reistituito anche a Treviso, non solo ogni 4 anni, ma anche ogni anno come è stato. Questo non so se aveva seguito, era proprio perché è stato, diciamo, tolto l'arrivo, la partenza dal centro, che era un po' l'origine della maratona, e quindi gli organizzatori dicono così viene un po', insomma, non è più la stessa cosa, non viene più coinvolta la città, per cui per questo è stata la scelta dell'organizzazione poi di addirittura annullarla, e insomma la speranza, quella di tutti, è davvero che si torni insomma a trovare un accordo per riportare la maratona a Treviso. Un'altra questione che sta un po' facendo discutere, un po' tanto sta facendo discutere, anche se i trevigiani, abbiamo visto ieri, sono abbastanza divisi, è sul bagno no gender, che è una proposta fatta dagli studenti del Mazzotti e che ha sollevato però qualche polemica. L'assessore Donazzara dice questo non è un problema, ce ne sono altri di più importanti. Vediamo un attimo il servizio, poi magari lo commentiamo insieme. Se fossero questi i problemi della scuola, quello di un bagno
Esordisce così l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan commentando il caso del bagno no gender chiesto e ottenuto dagli studenti dell'Istituto Trevigiano Mazzotti a favore dei ragazzi che stanno compiendo un cambiamento di genere o che non si trovano a loro agio nei servizi riservati a maschi o femmine. Io mi sto affannando a che i ragazzi con disabilità possano avere dei servizi che permettano loro di entrare con una carrozzina, con un problema un po' diverso. Invece questi nostri studenti che insomma, vogliono accendere i riflettori su un problema, decidono di parlare di questo. Un non problema dunque per Donazzan, quello dei servizi igienici neutri. Vorrei che i nostri studenti, che reputo maturi, magari avessero portato all'attenzione della pubblica opinione un maggior numero di ore di lingue straniere, visto che siamo molto deficitari, oppure un apprendimento diverso della matematica, delle scienze, della tecnica, visto che siamo molto deficitari. Avrei voluto che mi dicessero abbiamo bisogno di spazi e invece no, vogliono un bagno solo. Va bene, faremo questa valutazione. Distingue la questione tra ciò che la normativa prevede e i chiarimenti che la politica dovrebbe fornire su questo tema la dirigente dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo. È un po' come la questione del fine vita. Credo che diciamo in questo momento urge proprio una definizione, una presa in carico della politica di questa tematica. Dunque partiamo proprio da Katia. È un non problema oppure il problema secondo lei esiste? Ma io concordo chiaramente con quanto detto dalla Donazzan. Non è che secondo me non sia un non problema, ma sicuramente è una questione che non si risolve con un bagno e si parla piuttosto di introdurre magari un'educazione civica che porti ad accettare determinati aspetti della vita e quant'altro, ma che di sicuro non si risolvono con un bagno e anzi anch'io come la Donazzan avrei preferito che gli alunni avessero posto dei problemi più rilevanti. Al di là del fatto che secondo me, io adesso onestamente non so se abbiano trovato come soluzione porre un terzo bagno cosiddetto neutro, ma per quello che penso io, e sono stata studentessa del liceo poco tempo fa, credo che vedere delle persone che vadano in un bagno diverso crei ulteriormente divisione. Cioè, questa secondo me è la mia opinione. Quello che deve essere fatto è insegnare ad accettare, che non significa poi normare determinati stili di vita o non significa imporre niente, significa accettare. E questo secondo me è quello che deve essere insegnato, perché l'accettazione poi porta anche a non giudicare nessuno, né per le idee, né per lo stile di vita che sceglie di fare, né per la sessualità che vuole esprimere. Quindi l'accettazione è la base di tutto e secondo me non avviene così banalmente. Ci devono essere tutta un'altra serie di attività che potrebbero essere fatte, che non portano ad imporre o ad insegnare determinate, adesso non voglio entrare in argomenti troppo ostici, ma che sicuramente vanno ad aiutare le persone ad accogliere, a capire, ma non ad imporre situazioni. E secondo me mettere un terzo bagno non è assolutamente la soluzione e non avrei proposto questa soluzione se fossi stata nei rappresentanti di istituto di quella scuola. Stefano Pelloni cosa ci dice invece? Sì, a parte che non ho capito se venga messo un terzo bagno oppure se venga tolto il genere dai bagni, però su questo non ho seguito a sufficienza il dibattito, diciamo. Dopodiché io penso che tanti si dicono nella maggioranza che leghista e Fratelli d'Italia a favore dell'autonomia, no? Ma questa autonomia la si chiede per la Regione Veneto, ma non la si chiede per gli studenti e per i presidi. Allora io penso che su questo dobbiamo essere a favore dell'autonomia, ma davvero dell'autonomia, cioè di dover far decidere queste cose, che sono cose importanti, a gente che ha vinto un concorso e che sa come funziona la scuola. Quindi se la preside ha reputato di valutare positivamente una richiesta da parte degli studenti che vivono tutti i giorni quella scuola, io penso che abbiano sicuramente molti più titoli per decidere di un assessore,
o di un senatore come De Carlo che si sente di dover intervenire all'interno del dibattito per farne un tema politico di battaglia politica. Lasciamo che il preside, gli insegnanti, gli studenti decidano per la loro scuola. Penso che su questo bisogna anche affidare delle responsabilità alle persone e quindi su questo io penso che se gli studenti e il preside e la preside hanno valutato positivamente questo tipo di scelta, io penso perché no? Hanno sicuramente molti più titoli di me o di noi o della Donat-Tan per valutare, per decidere. E 2 se è una richiesta che è percepita da parte della popolazione scolastica, è giusto soddisfarla, insomma, ecco. Io penso che sia brutto farne un tema di dibattito politico, sia una questione inutile. Spesso, come su questo caso, come in tanti altri, la società, in questo caso la società degli studenti e degli insegnanti, è più avanti del dibattito politico, ma lo dimostra anche l'ostruzionismo al DDL Zan, lo dimostra anche il dibattito sul fine vita, su tutta questa sfera dei diritti civili. Io penso che la società sia molto più avanti della politica. La politica tende a fare battaglie ideologiche, la società tende a risolvere i problemi senza farne battaglie ideologiche. Su questo la preside ha fatto una scelta coraggiosa, che peraltro è stata fatta anche in altri istituti. Io penso che vada appoggiata, se non altro perché ha ascoltato e ha valutato le richieste degli studenti e avrà avuto sicuramente più mezzi e più titoli per conoscere le esigenze di quegli studenti. La Donat-San, come in tante altre cose, ne fa in maniera anche abbastanza puerile un dibattito politico, come se occuparsi dei bagni per i disabili non le impedisse di occuparsi dei bagni per altre persone, insomma. La Donat-San pensi a occuparsi dei bagni per i disabili, che trovo scandaloso che non ci siano, come lei stessa ammette, ma pensi a occuparsi delle borse di studio per gli universitari che la Regione Veneto non paga ancora, pensi a occuparsi delle cose serie, pensi a occuparsi del diritto allo studio e non si occupi in maniera sterile e puerile di questo dibattito, che davvero lasci in maniera autonoma gli studenti e i presidi decidere, insomma, e tiri fuori la politica dalle scuole. Posso intervenire? Senti, ti avevo visto. Ok, di pure. Ma non è una questione autonoma, cioè il mio collega sta praticamente incitando all'anarchia, perché se ognuno poi fa quello che vuole sulla base dei principi che reputa giusti, probabilmente non ci sarebbe più un quadro normativo, non ci sarebbe più nessuna norma valida. Ma non è che si possa dare l'autonomia di scegliere a presidi o a presunte persone esperte. Io credo che se mai verrà sollevato a livello sociale questo tipo di problema, ci sarà una commissione parlamentare che valuterà come gestire al meglio quanto questo fenomeno, ma di sicuro l'anarchia e l'autonomia... Dobbiamo fare una legge dello Stato per normare i bagni delle scuole? Ma cosa stai dicendo? Ma chiaramente non è per parlamentare per normare i bagni del Mazzotti, ma dai, ma non scherziamo, è evidente che io non inciti nessuno, è evidente che io non inciti nessuno all'autonomia, all'anarchia, io incito all'autonomia all'interno di un quadro giuridico già esistente. Appunto, il preside sicuramente ha titoli di te e di me per decidere, poi ovvio che il preside sa benissimo che non può operare contro alla legge, però all'interno di un quadro normativo in cui lui può operare, io penso che sia opportuno lasciarli operare in autonomia all'interno di un quadro giuridico. Ma cosa stai dicendo? Cosa c'entra l'anarchia? Ma dai, ma di cosa stiamo parlando? Ma è assolutamente anarchia, cioè se questo è un fenomeno che la società valuterà. Scusate, parlate una alla volta perché sennò diventa difficile. Katia, adesso parla pure tu, poi magari faccio replicare a Stefano. Allora, se un principio deve diventare universale, lo diventerà e verrà rispettato, così come credo sia da quando è stato istituito il bagno maschio-femmina. Chiaro che non verrà fatta una commissione parlamentare per un bagno, ma siccome stiamo entrando in un momento storico dove comunque questi bisogni, queste esigenze sono sempre più complesse e, come dice lei, poi ogni giorno esce uno scandalo, esce
la battaglia politica ideologica, eccetera, si arriverà a trovare un impianto normativo, un quadro normativo che cercherà di mettere le parti d'accordo. Io onestamente, ripeto, non so sulle basi di quali presupposto sia stato dato adito alle voci di questi ragazzi. Sicuramente avrei coinvolto un esperto, perché non credo che onestamente una preside abbia le conoscenze per poter capire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ripeto, secondo me il fatto di mettere un terzo bagno, tutti coloro che vi entreranno saranno giudicati come persone diverse, sbagliato che sia, ma così funziona la mente delle persone. Secondo lei questo quindi è un falso problema? Cioè una cosa che non... questo non ho capito. No, secondo lei... io concordo con la Donazzan, abbiamo problemi molto più importanti rispetto a bagno uomo, donna o gender. Questa è la mia assoluta posizione, nel senso che come diceva lei, ci sono problemi molto più importanti che la scuola dovrebbe tutelare, e onestamente mi viene da pensare che sia comunque un impianto ideologico per sollevare delle problematiche, ecco, inerenti a quelli che sono i vari pensieri in merito. Quindi onestamente, da rappresentante quale sono stato di istituto, le battaglie che avrei fatto non sarebbero state legate assolutamente al bagno. Se poi c'era una grande maggioranza di persone che lo chiedeva, avrei valutato perché, come, ma sicuramente non avrei aperto una questione, ecco, di Stato o in questo caso provinciale. Ecco, non può essere considerata, Stefano, anche un po' una sensibilità da parte degli studenti? Abbiamo sentito anche i cittadini che dicevano, insomma, alcuni non erano d'accordo, però altri dicevano un po' una sensibilità degli studenti verso appunto persone che magari non vogliono utilizzare il bagno maschio o femmine proprio per la propria, insomma, per il proprio essere. Ma è più che comprensibile ed è più che condivisibile. Cioè, io penso che l'esponente di Fratelli d'Italia si contraddica da sola, cioè nel senso, dice ci sono problemi più gravi, ci sono questioni più importanti, eccetera, ma allora perché l'assessore regionale sente il dovere di intervenire se ci sono problemi più gravi? Si occupi di altro l'assessore regionale, che ha ben altre cose importanti di cui occuparsi, e lasci i presidi fare quello che vogliono all'interno di un quadro normativo. Un preside ha piena conoscenza delle esigenze della sua scuola, ha vinto un concorso, ha fatto degli esami e ha dei titoli per decidere all'interno di un quadro normativo. E poi dopo deciderà, insomma, non facciamone una questione più grande di quella che è, insomma. Se degli studenti hanno deciso di fare una richiesta, e se questa richiesta, i rappresentanti degli studenti vengono eletti dagli studenti, se hanno valutato queste persone che fosse un'esigenza e la preside ha avuto, come ha dichiarato, la comprensione di dirlo, di accettarla, questa richiesta, non facciamone un dibattito politico, non ha senso. Se ci sono cose più importanti, come dice la signora Lovat, allora si occupino delle cose più importanti i politici, ma cosa devono star qui a perdere tempo su queste cose? Cioè, chi dice che ci sono cose più importanti da fare, le faccia le cose più importanti. Ecco, io vorrei, scusate, non vorrei anche dire quello che fa una preside con gli studenti. Ok, scusate, vorrei anche dire che però è intervenuta su questa cosa anche la dirigente dell'ufficio scolastico regionale, che ha detto invece è urgente che la politica dia degli indirizzi su questo tema. Quello che sostenevo io, nel momento in cui ci saranno degli indirizzi politici, un quadro normativo normato, allora si agirà in tal senso. Quindi, mentre sono stata attaccata per la mia idea, a quanto pare persone più in alto di me di questo settore concordano. Non è che ognuno può iniziare a fare quello che vuole, questa è l'anarchia. Quindi, per quanto possa aver avuto senso o non senso, operiamo all'interno di un ambiente civile, sociale, dove ci sono delle norme. Attualmente non è un settore normato, evidentemente se la società lo vorrà, anche il governo, il Parlamento accoglierà e verrà creato un quadro. Fine. Quindi la Donazzan sicuramente non è che sia interessata di questo fatto come essenziale, gli è stato posto una domanda e ha risposto come credeva, esattamente come stiamo facendo noi due. Non è che nessuno mette in mezzo l'ideologia e non è che quella risposta di 2 minuti abbia fatto perdere il quadro in cui opera la Donazzan, questo per chiarire. No, però permettetemi sì. però che
quello che dicevo prima è che spesso la politica spesso la società è più avanti della politica, e ci sono spesso, soprattutto nel campo dei diritti civili, scelte anche coraggiose, di avanguardia, sono frutto di alcune prese di posizione non all'interno di un quadro normativo chiarito. Ma faccio un esempio: il comune di Treviso, quando c'era il sindaco Manildo con la maggioranza di centrosinistra, ha fatto un regolamento in cui normava le coppie di fatto, quando in quel momento non c'era una legge dello Stato che tutelava le coppie di fatto, ok? Allora, dopo, anche io ero il primo a dire è necessario che la politica intervenga su questo perché c'è un vuoto normativo, però questo non ha impedito al sindaco di Treviso nella sua autonomia giuridica di esprimersi per i suoi cittadini. Idem fa Sì, era un sindaco, non una preside. Il sindaco si occupa di coloro che lo hanno eletto e della comunità che guida. La preside si occupa con gli studenti della comunità che guida. È la stessa cosa. Poi è ovvio che la politica dovrà prendere dei provvedimenti, ma li prenderà, ma questo non toglie che ci sia degli spazi di autonomia per le singole comunità, perché guardate che se no allora ci dovremmo dire che i provvedimenti che facevano tanti comuni come quello di Treviso erano sbagliati, perché il Parlamento non aveva ancora deciso cosa fare sulle coppie di fatto e sulle unioni civili. Dopo, nel 2016, fortunatamente Renzi ha fatto la legge sulle unioni civili e ben venga, e si è riempito quel vuoto, e quindi c'erano dei comuni di serie A, come era il comune di Treviso, e dei comuni di serie B, che era magari un comune vicino, che non aveva un sistema un registro delle coppie di fatto. Allora, così si è riempito quel vuoto normativo, ma questo non impediva al sindaco di esprimersi. Tanto vale per la preside. La situazione che non può succedere è che in una scuola si faccia in un modo, in una scuola si faccia in un altro, e ci siano 50 tipologie di casi. Però questo non impedisce alla preside di intervenire per i suoi studenti, per la sua comunità. È ovvio che la politica dovrà andare a riempire quel vuoto quando ci saranno sempre più scuole che andranno a manifestare questa esigenza. Ma su questo è fondamentale l'attività di avanguardia che fa la società verso la politica e di spinta per il miglioramento, ma anche questo non significa che la preside non lo debba fare finché non c'è un quadro normativo chiaro. Anzi, è la preside stessa che spinge la politica ad esprimersi. Ecco, poi sentiamo un attimo, ci fermiamo un secondo, sentiamo quello che invece, qual è l'opinione dei trevigiani su questa vicenda. Come dicevo, di trevigiani divisi, qualcuno dice insomma è una battaglia importante perché è una battaglia del futuro, qualcuno invece dice no, gli studenti devono pensare ad altro. Vediamo dunque, sentiamo le loro voci e poi le commentiamo. Per quanto mi riguarda ognuno ha i propri diritti e di conseguenza, d'altra parte, sinceramente non è che mi cambia più di tanto la vita. È ridicolo, non farei un bagno di genere. Il bagno è per tutti, indistintamente dal genere. Se non si prova non si può capire, non si può sapere se è possibile o meno. È da lì che inizia la libertà personale nelle scuole, quindi penso che sia giusto così. Penso che le famiglie sono assenti con questi ragazzini qua, che allora hanno tempo da perdere e fanno queste richieste assurde. Io li manderei a lavorare. Perché no? È una buona conquista. Penso che sia una cosa giusta. Ormai il mondo va avanti, per cui le regole che c'erano una volta possono andare bene, ma è giusto anche che vengano cambiate. È giusto anche un po' modernizzare la cosa, visto che diciamo che l'opinione pubblica ha il fatto anche di accettare questo cambiamento un po' del pensiero del maschio, femmina. Trovo che sia giusto e che sia al passo coi tempi, è un fatto di civiltà. So che in altre nazioni già viene fatto, quindi magari può essere d'aiuto. Non so, a livello psicologico a quell'età lì magari può aiutare molto. Se fossi una gender mi sentirei in disagio ad avere un bagno a parte. Perché? Per farli sentire diversi? Non lo trovo giusto. La trovo una cosa veramente assurda, sinceramente. Cioè, possono rimanere come sono, per quale motivo deve esserci anche una differenziazione tra gender? Parlo anche per esperienza
può essere molto disagiante, cioè può mettere veramente molto a disagio trovarsi a dover scegliere per forza una cosa così stupida come dover andare nel bagno di maschio e delle femmine. Questi dunque le opinioni dei trevigiani, l'avete sentiti, sono abbastanza divisi, qualcuno è d'accordo, qualcuno no. Insomma, per concludere questa discussione, insomma, si doveva arrivare, come diceva la dirigente regionale, ad una soluzione, ad avere insomma un'impronta anche politica per capire come fare. Proprio un'ultima battuta, Stefano Pelloni, su questo, e poi Katia. Devo dire che i trevigiani mi sono sembrati, come dicevo prima, più avanti del dibattito dell'assessore regionale e delle sue parole, insomma. Nella grandissima maggioranza ho condiviso, salvo una signora anziana che probabilmente è anche normale, insomma, percepisce esigenze diverse rispetto alla società in cui vivono gli studenti, salvo quell'intervento mi sembra, e un altro forse, mi sembra che tutti gli altri siano stati assolutamente di apertura e li condivido tutti, insomma. Penso che se hanno percepito l'esigenza di farlo, perché no, insomma. Katia? Non la sentiamo più, si è scollegata, forse è bloccata, abbiamo problemi di... vediamo se riusciamo a ricollegarci con lei. Nel frattempo volevo leggervi una notizia di cronaca che fa pensare, magari Stefano proprio velocemente la commentiamo, perché un ladro che è stato arrestato e subito dopo rimesso in libertà ed è tornato a fare quello che faceva, è stato riarrestato nuovamente. Arrestati all'alba di oggi in flagranza di reato dai carabinieri di Treviso in un piccolo comune alle porte del capoluogo per tentato furto aggravato di autovetture in concorso, 2 giovani poco più che maggiorenni. Uno dei 2 era già stato arrestato per analoghe imprese solo poche ore prima e successivamente rimesso in libertà. A breve i 2, trovati in possesso di coltellini e verosimilmente utilizzati quali attrezzi del mestiere per scardinare serrature e cilindretti di accensione delle auto, saranno giudicati per direttissima in tribunale a Treviso. Fondamentale il contributo del proprietario del veicolo, un'utilitaria che, accortosi del tentativo di furto in atto nei pressi della sua abitazione, è intervenuto impedendo la fuga dei 2, segnalando l'accaduto al 112, favorendo così l'immediato intervento dei militari dell'Arma. Quindi li hanno fermati. La direttissima sarà oggi alle ore 14. Non so se ho ancora Stefano Pelloni in collegamento. Ecco, Stefano, proprio brevemente, però, insomma, un ladro preso, rimesso in libertà e ripreso successivamente poche ore dopo, ed ha fatto esattamente quello che aveva fatto prima. Sì, adesso verrà processato per direttissima questo pomeriggio, quindi mi sembra che all'interno di questo quadro sia poco, sì, non ci sia il problema di quelli che vengono ripresi e rimessi in libertà. Insomma, il carcere è per le persone pericolose. Se il giudice disporrà delle misure cautelari, vedremo che misure cautelari disporrà e verranno diciamo così eseguite, insomma. Dopodiché sì, insomma. Non fa pensare però un po' il fatto che insomma viene preso, arrestato per furto, rimesso subito in libertà, ovviamente cosa rifà? Torna a rubare e viene riarrestato, cioè sì, sembra quasi che manchi qualcosa a livello giudiziario. No, certo, è chiaro che se è stato arrestato in flagranza di reato, è chiaro che dovrà insomma, è stato, io penso che una persona deve andare in carcere una volta che viene condannata, insomma, perché il carcere perché una persona venga messa in carcere diciamo prima del suo come si dice, del suo processo, ci devono essere particolari circostanze. Questa persona ha continuato a fare altri reati e penso che questo non lo aiuterà nel suo processo di oggi. Oggi, dopo il processo per direttissima, riceverà quello che riceverà e penso che non ha aiutato soprattutto se stesso e la sua situazione, e quindi
E quindi non penso che con i problemi che hanno le nostre carceri la strada giusta sarebbe stata quella di chiuderle in carcere, buttare la chiave, arrivederci e grazie. Insomma, era chiaro che dovesse rimanere a casa, probabilmente, forse ai domiciliari, non lo so, in attesa del processo. Se non le ha rispettate, purtroppo non ha fatto del bene a se stesso, ecco. Katia, non so se ha sentito, perché abbiamo avuto problemi di collegamento. Un ladro che è stato fermato, arrestato, rimesso in libertà poco dopo, è tornato ovviamente a rubare ed è stato riarrestato ora. Insomma, dicevo, c'è un problema a livello giudiziario. Abbiamo sentito qual era l'opinione di Pelloni prima. Sì, assolutamente, non per niente comunque ci stiamo ponendo, e Nordio vorrà anche rinormare tutto quello che è l'assetto giudiziario. Chiaro che anche qui la base è perché questa persona che è stata messa in libertà dopo è tornata a rubare. Chiaramente manca un impianto comunitario e societario, nel senso che stare in una società implica rispettare delle leggi. Se non si rispettano queste leggi, un eccesso di buonismo evidentemente non è la soluzione. Manca poi alla base il vero motivo per cui queste persone sono recidive e vanno poi a commettere questi atti. Io onestamente non sono un'esperta di giustizia, quindi non saprei come normare e come chiaramente andare a risolvere il problema delle carceri che sono sovrabbondanti, che chiaramente non tutte le persone che commettono un minimo atto possono essere messe lì. Però è chiaro che è un problema sociale e soprattutto una maggior sicurezza deve essere garantita ai cittadini, perché per quanto il furto venga considerato un reato minore, comunque credo che nessuno di noi vorrebbe svegliarsi di notte con qualcuno in casa. Quindi lascio a chi ha chiaramente più competenza di me nel suo ambito, io vengo dall'economia, non dal diritto, di trovare una soluzione che sicuramente il nostro paese merita e necessita di avere. Questo è poco ma sicuro. Grazie, io sono arrivata al termine, quindi ringrazio davvero Katia Lovat per essere stato con noi e anche Stefano Pelloni, che fra l'altro ritroviamo questa sera a Ring. Sì, sono sempre da voi praticamente. Grazie davvero, grazie a tutti e due, grazie, buona continuazione di giornata. Grazie. Buona giornata. Grazie, noi siamo arrivati quasi al termine di questa prima parte della diretta, perché dopo ci sarà l'appuntamento con gli specialisti dell'ULSS 3, quindi vi ricordo gli ospiti di Ring questa sera: Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, Mauro Visentin della CGIL, Stefano Pelloni, Partito Democratico, Monsignor Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, Sebastiano Favero, presidente ANA nazionale, Angelo Centela, ACI su multe in base al reddito. Vi abbiamo fatto anche vedere il sondaggio e vi ricordo questa sera, prima di chiudere, alle 18 l'appuntamento su Antenna 3 con la diretta della messa di Santa Lucia celebrata dal patriarca Francesco Moraglia dal Santuario Diocesano di Venezia. Antenna 3 sarà in diretta già dalle 17:45 per condurvi passo dopo passo verso la messa che inizierà alle 18. Dunque, meteo, pubblicità, poi subito dopo alle 13:40 l'appuntamento con gli specialisti dell'ULSS 3, serenissima puntata dedicata alle patologie della cornea. Dunque gli ospiti: Antonella Franca, direttore UOC Oculistica Ospedale Civile di Venezia, e Pia Leone, dirigente medico sempre UOC Oculistica Ospedale Civile di Venezia. A me non rimane che salutarvi alle 13:40, dunque l'appuntamento con la sanità. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Italia alle prese con la prima irruzione di aria artica della stagione. Direttamente investito il nostro territorio con freddo intenso. Tempo buono. Il dettaglio di martedì 13 dicembre. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni. Come vediamo prevarrà il sole con cielo sereno o poco nuvoloso fino al mattino. Aumento poi della nuvolosità nel corso della giornata. Venti nord-orientali a tratti moderati. Temperature stazionarie, ma attenzione alle forti gelate, minime sotto zero praticamente ovunque, massime invece comprese tra i 2 e i 4 gradi.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà soleggiato, prevalenza di cielo poco nuvoloso. Di notte e al mattino intense brinate in pianura. Sulla costa soffierà bora moderata. Temperature minime sotto lo 0, massime sui 4-7 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, poche novità, tanto sole anche qui con alcune nubi in arrivo nel corso della giornata. Temperature minime intorno ai -3 gradi, massime sui 2-4 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.